L'anticipo serale tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara era atteso come la gara per decidere chi si sarebbe candidato al ruolo di antagonista dell'Imoco Volley Conegliano. Alla fine è stata una partita folle e bellissima che ha confermato la bontà di entrambe le formazioni. Al termine di una partita durata 2 ore e 41 minuti, infatti Novara si è aggiudicata la sfida vincendo 2-3 al tie break, ma entrambe le squadre hanno dimostrato la loro qualità in una partita che è stata caratterizzata da emozioni, nervosismo e da una super pallavolo. La sfida del primo set, arrivata in parità sul 20-20, ha visto Novara in grado di prendersi la prima frazione per 21-25. Nel secondo set il match si è incendiato, complice un problema tecnico al videocheck che ha reso impossibile sfruttare la tecnologia nelle più difficili chiamate arbitrali. Si sono così surriscaldati gli animi ed è arrivato il primo cartellino giallo ai danni di Stisiak. La seconda frazione, vinta da Novara per 17-25, sembrava segnare l'epilogo della battaglia sportiva, ma nel terzo set Scandicci è riuscita ad imporsi per 25-23, nonostante un cartellino rosso arrivato in avvio per la panchina scandicese. Dopo una terza frazione in cui un cartellino giallo è arrivato anche per Lavarini, nella quarta frazione la Savino Del Bene si è imposta ancora, rialzandosi dopo un blackout a metà set e riuscendo a vincere ancora per 25-23. Nel tie break Scandicci, sulla scia positiva del quarto set vinto, è partita portandosi subito avanti, ma poi la sfida si è fatta equilibrata. Nel finale Lavarini è stato espulso per proteste, ma la sua squadra è riuscita lo stesso a imporsi 16-18 e a guadagnarsi la vittoria e 2 punti che la portano a quota 11 in classifica. Scandicci, sconfitta, non esce ridimensionata dalla gara, ma guadagna un solo punto rimanendo seconda, ma vedendo allargarsi il vantaggio di una Conegliano che, dopo la vittoria contro Monza, sale a quota 18 punti in classifica con 3 lunghezze di vantaggio proprio sulla Savino Del Bene. Beh, fortissime emozioni, abbiamo avuto una grande reazione di squadra, comunque eravamo due set avanti, poi ne abbiamo persi 2, è comunque difficile, quindi abbiamo fatto un quinto set veramente da vera squadra. Dobbiamo ancora ovviamente lavorare tantissimo, ma siamo un gruppo che ha veramente voglia di lavorare.